bilancio molto positivo, abbiamo incontrato più di 1000 dirigenti delle nostre società nei 7 incontri che abbiamo fatto in Regione. Oggi abbiamo presentato i risultati di questi incontri, delle domande che ci sono state fatte e a breve manderemo a tutte le nostre 3000 società una specie di vademecum sui vari argomenti, almeno i principali, che sono stati trattati e richiesti dalle nostre società. Preciso che però questo è un lavoro che non si ferma qui e quindi quella mail a cui i nostri dirigenti possono mandare le loro domande è sempre aperta e il tavolo tecnico SIAE, Agenzia delle Entrate, CONI è sempre attivo e quindi daremo queste informazioni, oltre a quelle che già daremo nei prossimi giorni, sistematicamente nel tempo, con lo scopo, come sempre abbiamo detto, di informare e formare i nostri dirigenti. Ancora una volta il CONI è accanto ai nostri dirigenti, meno medaglie, più cose concrete. Non grazie al sottoscritto, ma grazie alla passione e alla professionalità dei nostri dirigenti, nel caso specifico dello sport, ma anche perché siamo una regione a statuto speciale ed è giusto che utilizziamo, come oggi abbiamo fatto in regione, questa nostra specialità. Quindi la rete di cui si è parlato che nella nostra regione va ed è in tantissimi settori e anche nel mondo dello sport, quindi qua oggi abbiamo fatto rete Regione Friuli-Venezia Giulia, CONI regionale, Agenzia delle Entrate regionali, SIAE e quindi credo che sia un esempio. Malagò lo sta seguendo, il nostro presidente nazionale, per portarlo poi a livello nazionale, perché qui arriveremo a un'uniformità di comportamenti regionali, alla fine dobbiamo rimanere a un'uniformità di comportamento nazionale. Credo che dovremmo, e Malagone è convinto, speriamo anche che il governo, insomma, se resterà Del Rio non lo so, o chi verrà al suo posto, si possa ragionare per mettere insieme tutti in un unico testo unico tutti gli argomenti civilistici, fiscali, medici, i defibrillatori, comportamentali, etici, ma mettere in un testo che adesso è invece unico, mentre adesso tutte queste norme sono su varie leggi e credo che dovremmo arrivare a questo per semplificare la vita ai nostri dirigenti. È stata un'esperienza positiva, soprattutto i 6 incontri sul territorio ci hanno fatto conoscere la realtà delle 3000 associazioni sportive dilettantistiche che insistono in Friuli Venezia Giulia e ci hanno reso concretamente edotti di tutte le problematiche che ci sono. Abbiamo cercato di risolvere con il tavolo congiunto e siamo all'inizio, questo è un primo bilancio, ma in realtà siamo all'inizio di un'attività comune che serve a colmare quelle incertezze che disposizioni normative, tributarie e non solo, perché abbiamo visto anche sul piano civilistico che è molto servita anche l'informazione, devono essere colmate per togliere di mezzo tutti quelli che sono gli errori, le omissioni che possono anche costituire evasione, ma che evasione fatta non in malafede e contrastare invece i comportamenti scorretti. Quindi è stata un'esperienza molto positiva e ringrazio tutti i colleghi della direzione regionale e delle direzioni provinciali che hanno partecipato sul territorio a questo incontro e l'opportunità che il CONI ci ha dato. Mi sembra un bilancio ampiamente positivo perché in realtà oltre a fare un lavoro utile e prezioso per le associazioni, per la consapevolezza dei presidenti sulla responsabilità fiscale e civile di tutti, ma soprattutto inaugura un nuovo rapporto fra l'amministrazione, in questo caso fiscale, l'amministrazione pubblica e i cittadini, nel senso che non è più una relazione, un rapporto di reciproca preoccupazione, di diffidenza e di paura, ma è un rapporto collaborativo di apertura in cui si fanno domande, si ottengono risposte, ci si può comportare di conseguenza, le amministrazioni si prendono la responsabilità di dare delle risposte precise a degli interpelli e interpellanze preventivi, questo è estremamente importante, e contemporaneamente si toglie ogni alibi alle società sportive di dire non sapevo come devo comportarmi, e questo non può essere che rasserenante per tutto il mondo sportivo in questo caso, ma in genere proprio nel rapporto nuovo che ci deve essere fra la società e l'amministrazione pubblica. Non vorrei che cominciassimo con la sindrome del primo della classe, però effettivamente in Friuli Venezia Giulia stiamo inaugurando una stagione nuova di relazioni con le amministrazioni, questo ne è un esempio eclatante, non è l'unico, e quindi da qua stiamo portando avanti dei modelli da una regione piccola a statuto speciale, e forse anche quello di essere a statuto speciale e piccoli
e anche una felice situazione per poter anche portare dei modelli di innovazione, quindi su questo ne siamo particolarmente orgogliosi e crediamo che poi tutto il Paese ne può beneficiare, perché può prendere questa esperienza e partire già da una fase più avanzata di relazione, quindi averne un vantaggio e per noi avere una certa visibilità e essere orgogliosi di quello che si fa. Sicuramente il bilancio è più che, come ho detto prima, è più che positivo, proprio perché è stato riconfermato questo ruolo di prima linea della SIAE, e quindi questo ruolo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, adesso anche con il CONI, e poi soprattutto quello ormai storico con le associazioni che sanno che trovano nei nostri mandatari, nei nostri uffici le prime risposte e quindi i primi chiarimenti e le prime tranquillità. Per lo sviluppo sicuramente adesso l'idea è di incrementare, aumentare l'intensità degli argomenti e quindi approfondire ancora di più quelli che potranno essere gli argomenti molto specifici che spesso tra l'altro ci vengono dalle associazioni, quindi o argomenti specifici o approfondire quelli di carattere più generale che deriveranno e dalla pubblicazione che verrà fatta dei quesiti e però anche da approfondimenti che proprio dall'insieme dei quesiti verranno estrapolati degli argomenti che dovrebbero essere oggetto di specifici approfondimenti.